arriva Mastaniello e Giovanniello in una versione particolare dove hanno scoperto Mr. Maccarone, che poi è stato utilizzato per le voci registrate. E allora ve lo facciamo ascoltare subito! I Tappi su Radio Kiss Kiss Napoli. Chi è? Buonasera, D'Angelo? Sì, chi è? Sono Mastaniello, signore, rimane mattina non mascara capo, abbiamo pensato, è meglio che veniamo mo', se rimane mattina ci anticipiamo la fatica, ti capi? Lasci capire, aspettate. Ehi. Pronto? Pronto, buonasera, sono Mastaniello. Mastaniello? Ci sta così, non mascara capo, ti capito? Perché rimane mattina il traffico in coppa tangenziale a finire facciamo tardi. Mastaniello chi è? Mastaniello da Polla. Io non mi conosco. Ma come non mi conosci, io? Ma che da fa? Ma fai lavoro a casa tu? Io lavoro a casa mia. A giocare a giacimento, a Rene ci muoio anche pronto. Ma ci ti va a scaricare un momento, ma rimane mattina a cominciare. Voi ti sbagliate. Ma che state dicendo? Già stiamo all'uscita dei Lusciani, 10 minuti e siamo all'occhio. Ma che caspita sì? Aspettate un minuto. Giovanni. Adesso mi sbagliate il numero, aspettate a controllare a me. D'Angelo, via. Sei tu, ma che fai a fare struz? Maccarone. Ma come lo permetti? Ma come ti permetti tu? Io fra 5 minuti scarico tutta la roba fuori a casa tu. Pronto? Che? Ma che è vicino a Mastaniello Maccarone? E tu come ti permetti? Non è appena una casa mia, che tu hai sbagliato il numero, ma chi sei tu? Ma voi state tirando la rete perché, facciamo una cosa, ma abbiamo a venire, rateci 500 euro d'anticipo e poi ne parliamo. A te ti serve 500 euro? No, non mi serve, come lo permettete? Facevo 150 euro però, una bella amica. Amico mio, allora, fra 3 minuti sto sotto a casa tua, scarica tutto, prepara 250 euro, rimane mattina a cominciare. Quanto? 2,50. 2,50, e si tiene facendo 125 euro però. Ma che fai a fare spiritoso, guaglione, abbiamo cattato 3.500 euro e roba. Comunque, state buono, circa mezzi, non telefono più, coppa sto numero qua. Ma che stai dicendo che andiamo a fatica allora? Capito no? Pronto? Mamma mia, Pigliamo strunzo alla gente, vallo a pigliare a casa tua strunzo. Uè, tu ti stai incazzando, chi stai simbolo che veramente sei tu che ci vai trovando a noi, stiamo venendo, capì? Fa un presso, Fate trovare a bascio per tu. Sto sotto un porticato, vieni là, sto a pigliare l'aria fresca. Ti faccio tutta la cartella, rimane a mattina. Pronto? Ma il numero è chi, buono? Ma che è il suo numero, ma sta gente non capisce. Non lo so, che il primo prenoto della Roma, ho cattato tutti questi soldi in roba, e mo come mamma fa? Ma come sa da fare? Pronto? Pronto, che è Cicilla? Ehi. Sono Mastaniello, rimane a mattina a scaricarmi, A te mi scarica? A casa tua, ma fai lavoro. Anzi, facciamo una cosa, visto che sto per la zona, no, posso scaricare già. Ma io non lo so che scarica. No, tengo a scaricare che lì 500 sa che te cemento, hai capito? Perché poi mai il solare rimane a mattina. Ma forse ti sbagliato. Aspetta un attimo il controllo, Giovanni. D'Angelo Francesco. Gemento, guarda lì, guarda Gemento. Allora. Ma nessuno solare. Ma è D'Angelo Francesco a piacere. Sì, sei tu allora, ma non vuoi mollarsi 400 euro d'anticipo, ci stiamo venendo a pigliare. Ma non ci sta nessuno solare. Non fu malamente. Sì. Ho finito pazienza. Ma non ci sta nessuno solare, no. Cicci, mettimi una sacca, stiamo arrivando. Che? Mettimi una sacca, stiamo arrivando. Io non c'è nessuno solare, non c'è nessuna casa, non c'è panino. Cicci, ma basta! Fino a mo' fate le persone per me! Non ci stanno bisogno di farsi credere là! Se tu prenotati a fare la casa nuova, no? E che sto mondo scarica ma rimane a mattina a cominciare! E non ci capito! Pro! Chiamano una tavola da Sicilia, non mi è piaciuto! No, ma perché noi ci comportiamo a buono, voglio, ci capiamo in cazzo sei! Ma sta lì, vanno a attaccare il telefono e faccio, mo' a da feconda con l'ira vostra! Non ti preoccupare, abbiamo finito la pressione prima, però! Sì. Ma grazie, non ti. Pronto? Fassi ma Cicilla, mo' moi! Ma che cavoli? Mi ha passato Cicilla dal giurì! Ah, passato Cicilla sono! Che fermo, non voglio parlare! Fassi ma Cicilla! Pronto! Chiamano da chi, su! Attaccato, ma sta lì, chiamatela dopo! Chiamano da chi! Chiamami a chi si ci ha indicato chi sa da ascoltatore, Pronto, che è tua donna? No, ho sbagliato. Come hai sbagliato? Scusate, mi chiamate Antonio. Antonio? Ma lei chi è? Io sono Mastaniello. Ha sbagliato. Ma ti chiamo Antonio? Ma chi ti conosce? Ho detto che ha sbagliato. Voglio, lei sa la voce, ci viene a scaricare il cemento, senza che ti dica la rete, mo. Chiamami una da voto, però ma sta lì. Ma come si permette sta gente a attaccare lei? Pronto? Don Andro? Ma chi è che parla? Don Antonio Scognami, siete voi? E chi è che parla? Io ho detto, vi ho fatto una domanda, siete voi Don Antonio Scognami?
capito? Voi mi dovete dire prima lei chi è. E io devo prima sapere se sto parlando con la persona che ho chiamato. È Don Antonio Scognamiglio. E ci stanno dando i scognamiglio. Don Antonio Scognamiglio, viene. E beh, chi è? Oh là, neissia! Ehi. Ma tanto, mo potete consegnare che la cattività si consegna a sto scostumato, c'ha dalla prima 500 euro. Allora, prepare 500 euro la prima cosa. Poi quando prenoti il lavoro... Pronto? Ma lei forse sta sbagliando. Allora, io non sto sbagliando, voglio fare un filosofo con questa voce, ma chi ti credi? Lei sta parlando con un giudice. Se continua così, io chiamerò i carabinieri. Chiama i carabinieri, mi lavoro in casa tua, ha prenotato tu o non ha prenotato tu? Ma quali lavori? Signor giudice, scusate se hanno fatto passanate, no? Io mi vedo sempre forum. C'è sta chi là che si casa in coppa a me, no? Che spanne sempre il coperto fino a basso a me. E mi fa il balcone. Quali lavori? No, ascolta, dopo parliamo dei lavori. Se la signora in coppa, no, fa incazzare sempre a mia moglie che spanne il coperto lungo, si può fare qualcosa. No, è proprio una cosa completamente sbagliata. Guardate, state lo so. una persona. State parlando con una persona sbagliata. Ma mia moglie ci dice sempre che è sbagliata a buttare ai coperti, hai capito? Che cosa già dice? Ma non c'entra, voi state parlando con un magistrato, non vi conosco. Sentite, che la gest line, no? Ma mandate 7-8 minuti, una presa rasa, potesse fare qualcosa? Non lo so. Voi siete giudici, scusate. Che domanda è? Io che mi metto a rispondere a voi per telefono. Ma voi siete magistrato? Non ando, scusate, tenga a mio cugino che sa poggi che sono cingato. Sono cingato. Ma perché noi di stiamo giudici ne approfittavamo un po', no? Pronto? Pronto, c'è sta Carletta? Chi è? Che è, signora Mena? Sì. Signore, sono Mastaniel, rimane a mattina, cominciamo a lavorare a casa vostra, sto passando per loco, posso scaricare già? Un attimo solo, che non sto capendo niente, la verità. Poco passa a mio marito. Grazie a Stavo, ci parlo dei mascoli che metti, signore. Carlo, Mastaniel, ti faccio chiamare proprio per capire. Mastaniel, ha detto Mastaniel, vi chiamate? Mastaniel lavoro, recite. Un attimo su. Mastaniel lavoro, lei. No, ma forse sono di sbagliato. No, signore, io sto chiamando il signor Leone. Tengo un fax qua, via Colonnello, giusto? Sono un fax? Carla, è stato sia il signore, che non un fax, ci è arrivato un fax. Signore, vabbè, mangiate pazienza, ma potremmo mai parlare tutto tempo così? Scusate, siamo un po' cellulare, teniamo gli euro che si... Allora aspettate, chiamate giusto a farci che non può aprire, in questo momento è arrivato. Ma noi stiamo qua a 100 metri da casa vostra, ma scaricare. Ma che da scaricare? Chi può essere che sbagliato? Signor, 5 minuti, signor, scusate un attimo, visto che teniamo poco soldi con il cellulare, allora stiamo a scaricare 35 sacchetti di cemento. Tenessimo un posto per mettere sotto la casa vostra. No, aspettate, forse aspetta un attimo. Perché poi rimane a mattina come facciamo, hai capito? 35 cose di cemento. No, ti sbagliato. Sentite, ma come sbagliato? Ne aveva pure 400 euro d'anticipo, signore, passateci a toncare, ti sbagliato. Ma non si capisce. Non ha proprio chiamato. Signore, facciamo 3 mani armature, ma facci ne incazziamo, per piacere. Passato, ma domani 2. Allora chiamate fra 5 minuti. Signore, ma non posso chiamare fra 5 minuti. Come va a dire? Sto capace. Sta chiuso, scusate, chiamate fra 5 minuti. Affacciate per fuori la coppa al balcone. Signore. Pronto? Signora Mena. Non me l'hai scusata, ma sorry, quando è venerdì, se non si muovono poche fatiche va a molla pure. No, voglio, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che mo stiamo a coppa, prima o poi la fatica con tua, non ti preoccupare. Ricorda chi frava che sfrava, che si muore mai fa, voglio. I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.